L'evento si svolgerà domenica 10 marzo, la mattina a Padova, alla Fornace Carotta. Sarà un evento nel quale il gruppo ovviamente presenterà i risultati di questo studio. Sarà presente la consigliera regionale di parità che presenterà i dati sul dossier biennale che le imprese sono obbligate a rilasciare sull'occupazione femminile, e sarà l'occasione per interloquire con altri esponenti istituzionali, col mondo dell'associazionismo, con gli amministratori locali, per costruire appunto le condizioni per un rilancio del ruolo della donna dentro la società, in particolare in questa regione. Diventa ciò che sei è lo studio che il gruppo del Partito Democratico ha realizzato e che racconta lo stato della condizione occupazionale delle donne in questa regione, anche un auspicio per tutte le donne di poter essere messe nelle condizioni di diventare esattamente ciò che sono. L'occupazione femminile in Veneto presenta dati allarmanti. La differenza occupazionale tra maschi e femmine supera ancora il 17 punti percentuali. Sono ancora molte le donne che subiscono la cosiddetta segregazione verticale, cioè che non riescono ad accedere ad incarichi apicali. Le donne vengono pagate meno, il cosiddetto gender pay gap è pesantissimo, di oltre 5 euro lordi l'ora tra maschi e femmine. Le donne sono ancora in questa regione costrette molto spesso a scegliere tra essere lavoratrici o essere madri. Noi crediamo che questa sia una condizione inaccettabile. Per questa ragione già 2 anni fa abbiamo proposto e abbiamo visto approvata all'unanimità una legge per il sostegno dell'occupazione femminile in questa regione e per la promozione della parità salariale. A 2 anni di distanza registriamo che di quella legge non è stato realizzato nulla. Torniamo quindi sulla questione del lavoro femminile, sull'importanza che il lavoro femminile può avere come leva di emancipazione sociale della donna in questa regione, e chiediamo ancora una volta che il lavoro femminile sia messo al centro dell'agenda politica. Lo facciamo perché l'8 marzo può essere un'occasione interessante, non soltanto per lavare la coscienza di una società spesso sorda alle richieste femminili, ma se diventa una grande chiamata ad un'alleanza sociale che possiamo fare tutti insieme a favore delle donne e del lavoro femminile.